Grazie a una segnalazione dei cittadini di San Leone sono stati colti in flagrante di reato 3 pescatori catanesi che, muniti di carrello con barca annessa, sono stati trovati in possesso di ben 3 kg di ricci, ancora vivi, pescati abusivamente durante la notte nel litorale sanleonino. I carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento sono così prontamente intervenuti, sequestrando l'attrezzatura, fatta una sanzione di circa 8.500 euro e rimessa in mare i ricci ancora vivi, così come prescrive la legge. La seconda operazione è avvenuta a Porto Empedocle, dove i militari dell'Arma della locale stazione hanno sequestrato un furgone con 2 persone a bordo che trasportavano pesce senza alcuna autorizzazione, effettuando una sanzione di 4.100 euro agli interessati. Questi maggiori controlli che stiamo seguendo per il contenimento del coronavirus stanno facendo emergere sul territorio ovviamente tutte quelle lacune, tutti quei difetti tipici del Agrigentino. In questo caso nel porto di San Leone, dopo una chiamata al 112, siamo intervenuti per fermare 3 pescatori di frodo che avevano appena pescato circa 3.000 ricci di mare, mentre a Porto Empedocle siamo intervenuti per fermare un'autovettura che trasportava senza alcuna autorizzazione prodotti ittici. Ribadisco che sono delle fattispecie che sono emerse sempre durante un controllo di contenimento al coronavirus, tant'è che per tutti questi soggetti, 3 catanesi nel primo caso e 2 empedoclini nel secondo, sono state comminate sanzioni per aver percorso le strade fuori dall'orario previsto senza una particolare motivazione e fuori dalle fattispecie di lavoro e di salute che consentono il movimento. Quindi l'attività di controllo sta dando i suoi frutti, in questo caso la radiomobile sta percorrendo le strade con maggiore insistenza, con maggiore pervicacia e stanno emergendo una serie di reati, tanto penali quanto amministrativi, che devono essere debellati per il bene del cittadino. Hanno accompagnato i 3 soggetti nella caserma sede della sezione radiomobile a Villaggio Mosè e hanno proceduto all'identificazione, al sequestro dei materiali e dell'attrezzatura utilizzata per la pesca e subito hanno rimesso in mare gli esemplari, appunto i ricci di mare, perché ancora vivi e come previsto da normativa vanno subito rimessi in mare.